andiamo per quanto riguarda le premiazioni della sezione scolastica, racconti inediti, per cui studenti, preparatevi per raggiungerci qui in palco. Le 4 studentesse poi possono cominciare a prepararsi, perché andiamo a questa categoria dedicata agli studenti di terza, quarta e quinta superiore. Doveva venire a premiare per noi il direttore della Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, il dottor Matteo Melchiorre. Ci dispiace veramente di cuore che non sia presente, perché volevamo ancora salutarlo e ringraziarlo per tutto il supporto che ci ha dato in questo ultimo periodo, in particolare per la Torre Civica. Però diciamo, al posto del dottor Melchiorre, chiamo qui con me in palco l'organizzatore, fautore del premio Punola, Alessandro Coppo. Eccolo qui, finalmente lo chiamo in causa anche lui a premiare, in sostituzione del direttore, no Alessandro? Sì, che ringraziamo sempre, salutiamo, perché è veramente eccezionale. Salutiamo Matteo Melchiorre, che purtroppo ha avuto un problema all'ultimo momento e non sta molto bene, niente di grave, però ha dovuto rinunciare. Sì, purtroppo. Matteo Melchiorre mi manda i suoi saluti, ci teneva moltissimo, essendo direttore della biblioteca e del museo, ma soprattutto in questo caso della biblioteca, per parlare dell'importanza della lettura nei ragazzi che vanno a chiamare. Infatti, allora io li chiamerei subito, anche perché la prima parte sta avvolgendo al termine, e andiamo subito con le 4 finaliste, e inviterei già a venire in palco Alice Bordin, Alice Fraccaro, Benedetta Barbetti e Martina Di Sario. Prego ragazze! Oh, eccole qui le nostre balde giovani. Oh, un altro bel applauso, sì, stava partendo, facciamolo a queste ragazze che sono il futuro della scrittura. Complimenti, brave, veramente. Allora, abbiamo sempre lo stesso problema. Se i finalisti, scrittori professionisti o quelli che diverranno gli scrittori professionisti, sono molto emozionati quando vengono a calcare questo palco, provate a pensare cosa stanno provando loro. Quindi, tranquille, va tutto bene. Già il fatto che siate qua è una cosa meravigliosa, siete state veramente molto brave. Adesso andremo a dire chi di voi ha vinto il primo premio, chi di voi ha vinto il premio speciale di cui parleremo fra poco, e le menzioni d'onore. Voi non lo sapevate, ma avete vinto tutte e 4. In realtà tra di voi ci sono le 2 menzioni d'onore, la vincitrice e il premio speciale. E non ve l'abbiamo detto perché siamo un po' birichini e quindi pensavamo di fare una sorpresa. Allora, tutte e 4 bravissime. Le 2 menzioni d'onore per la categoria scolastica vanno a Benedetta Barbetti con 25 giugno 2008 e Martina Di Sario con Le fasi di luna. Allora, la sentite? Ok, sì, dai. Cosa puoi dire? Sì. Beh, sono molto felice, molto felice, anche perché è un testo molto personale, quindi diciamo è un traguardo non solo per come ho scritto, ma anche per quello che ho scritto. E niente. Pensate che l'ho trovata nel foyer. L'ho trovata nel foyer che chiedeva cosa bisognava fare, perché aveva un po' timorosa, mi ho detto non ti preoccupare. Naturalmente non le ho detto che sarebbe stata premiata perché sono cattivo. E? Io sono Benedetta e niente, io in realtà devo ringraziare il fatto che siamo tutte e 4 qua, perché un po' di ansia ce l'avevo, anche perché per salire le scale c'è sempre qualche problema. E niente, grazie alla giuria per avermi scelto come finalista e grazie a tutti voi stasera. Vi posso accomodare qui in fondo, care ragazze, perché ora andiamo avanti con le premiazioni. Prego, accomodatevi qui che lasciamo
e anche per questo, vero Alessandro, le abbiamo chiamate tutte perché sapevamo che erano emozionate, allora tutte insieme si danno un po' di animo. Passiamo a un premio speciale davvero importante per noi, importantissimo, vero Alessandro? Il premio speciale Vittoria Serena, l'abbiamo detto in coro perché per noi è davvero un premio molto molto particolare, non solo perché per il racconto che meglio esprime particolari contenuti, però perché Vittoria Serena, una giovanissima scrittrice castellana che ci ha lasciato alcuni anni fa, diciamo che il premio Prunola dedica ogni anno la serata proprio a Vittoria Serena. E come ogni anno, solo per questa occasione, io scendo dal palco e vado a salutare Terry Bonaldo, la mamma di Vittoria. Quest'anno abbiamo deciso, voi sapete che il premio Prunola è dedicato alla memoria di Vittoria. Quest'anno per la mostra che abbiamo deciso in Torre Civica abbiamo deciso di dedicare l'intero ultimo piano a Vittoria e al suo libro Viaggio d'inverno. E come ha detto Thomas Tolini, la prima volta che ha visto il libro e il tavolino su cui sono appoggiati i fiori e il nostro saluto a Vittoria è stata un po' con noi. Sono molto emozionata, come si può vedere. Sono 3 anni che premio sempre, faccio il premio speciale, Vittoria Serena, e Vittoria aveva un sogno. Il suo sogno era diventare una scrittrice. Io con tutti i suoi racconti, le sue storie, le sue poesie, le sue prose, sono riuscita a scrivere un libro, quello che volevo fare. Adesso di diventare un'eterna e dimenticata scrittrice. Il premio speciale Vittoria Serena per la categoria scolastica va a Alice Fraccaro, compagine del Zari. Grazie, io vorrei ringraziare oltre alla giuria e alla mia famiglia chiaramente l'associazione Iris Insieme per l'Alzheimer che mi ha spinto a partecipare anche se non lo sapevano fino a stasera, e in particolare vorrei ringraziare mio nonno che mi ha dato il materiale di cui scrivere. Grazie. Io veramente non so che, ripeto, Vittoria aveva questo sogno di diventare una scrittrice e ringrazio Alessandro perché anche lui ha scritto Ciao Vittoria e lei dal cielo ci proteggerà tutti e spero che ci protegga anche noi e niente, io sono... come ogni anno Sono ancora più... scusa, Gianluca, Sono per solo. favore, Sì. puoi accompagnare Terry? Ah, dai, addirittura. Bene, ti lascio a te allora tutto Grazie. quanto. Prego, Gianluca Puppo. Prego Terry, è un piacere per me conoscerla e accompagnarla giù. Ci mancherebbe. Un applauso a Terry Bonaldo. E dunque vince il primo premio della categoria studenti. Forte? Alice Bottini.
Alice vince il primo premio con il racconto che si intitola Una vita, una sfida. Perfetto. Di cosa parla il primo racconto? Parla di un'amicizia che nasce tra due persone diametralmente opposte, provenienti da famiglie, contesti culturali diversi, ma che grazie ai valori più semplici, più umili, riescono a instaurare un rapporto, un legame forte che oltrepassa ogni barriera. Basta. Allora, complimenti Alice, il premio speciale Liga Dominiani, che consiste nel pagamento della prima rata universitaria. Ovviamente noi ringraziamo il notaio Liga Dominiani che è tra di voi e che preferisce non apparire sul palco con noi, che sono salata anche lei, ma che ringraziamo vivamente. Ovviamente il premio speciale ha l'intento di spingere i ragazzi a continuare a studiare, a continuare a scrivere, a continuare a... Con quest'ultima parte improvvisata, perché purtroppo Matteo, come vi dicevo, era indisposto, noi andiamo a la pausa. Sto girando gli appunti di... Ma sai che è bello vederti da qui, Alessandro? Io devo dire che mi gustavo, buonasera Paolo, buonasera, mi gustavo il premio da qui, perché devo dire che avendo fatto la regia me la stavo guardando adesso come viene, ed è proprio bello, proprio bello. Sei tu il presentatore, no? Sì, sì, no, bello. Allora, intanto invito le nostre vallette Katia e Francesca a consegnare il viaggio d'inverno di Vittoria Serena alle 4 finaliste, come sempre. Naturalmente poi con gli omaggi floreali, che mi sono dimenticato di dire sempre, perché non sono scritti, sono stati aggiunti dopo, e la mia memoria con l'età mi abbandona, e naturalmente omaggi floreali a tutte le ragazze, donne, presenze femminili di questo premio. Quindi un bel applauso a queste giovani scrittrici, no? Grazie. Bene, allora io farei ancora i complimenti ad Alice Baudry per questo premio. Brava. E gentili signori, poi andiamo a vedere anche Radio Science, perché mi dice Cristiano che ci sono altri messaggi, quindi quest'anno veramente la rete pullula, ci stanno seguendo e ringraziamo coloro che ci stanno ascoltando. E gentili signori, siamo giunti alla fine della prima parte, quindi